Mameli sta per entrare in classe. Si canterà, si suonerà e si studierà tra i banchi, anche alla luce dei tanti riferimenti storici che contiene, spesso però ignorati o sconosciuti. La Commissione Cultura ha ormai messo a punto il provvedimento e a sottoscriverlo sono stati tutti i partiti, con l'eccezione della Lega. Innanzitutto dico che a me non sono mai piaciuti gli obblighi, no? Le cose si devono fare se si sentono fino in fondo. Però se la mettiamo su questo piano direi che in Veneto, oltre all'Inno d'Italia, sarebbe bene far suonare il Piave che unisce molto di più. Se il governatore Luca Zaia ha scelto di rispondere in termini almeno in parte istituzionali, decisamente più categorica la presa di posizione di Daniele Stivalla, l'assessore regionale alla protezione civile di fede leghista ed area maroniana. Adesso inizia tutto il percorso di quella che in altre parti del mondo viene definita dittatura. Parole dure quelle di Stival, che si dice preoccupato per la sospensione della volontà popolare che già ha portato al governo i tecnici. Ma clima da regime. Il regime ha sempre bisogno dei suoi inni, di farli cantare, di farli ricordare.